Maria Giuseppina Vincitorio, presidente Società Dante Alighieri, Comitato di Treviso. Una mostra dedicata a Dante, quindi. Sì, e questa mostra è una mostra particolare perché è riferita alle carte da gioco che rappresentano Dante, però non è una mostra isolata, è inserita all'interno del cosiddetto Marzo Dantesco, una manifestazione che noi come Società Dante Alighieri proponiamo da ben 5 anni e qui siamo alla quinta edizione ed è in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'assessorato alla cultura. Il Marzo Dantesco è una manifestazione che prepara il cosiddetto Dante D. Dante D è la giornata dedicata appunto a Dante sia a livello nazionale che a livello internazionale. Il comitato di Treviso, della Dante di Treviso, è inserito all'interno di un'organizzazione più ampia, nazionale e internazionale, che si propone da un lato l'insegnamento della lingua italiana e dall'altro la difesa del patrimonio culturale italiano. Quindi noi come Comitato di Treviso cerchiamo di portare avanti questi ideali sia in rapporto alla cittadinanza ma anche e soprattutto in relazione con le scuole e con i giovani. Per cui avremo oggi la mostra, domani il Dante Cabaret con Franco Palmieri, che è il regista e che da tempo organizza i cantori delle manifestazioni fiorentine. Quindi è un fine settimana, un weekend molto intenso, con appunto che si concluderà il 25 con i ragazzi che leggeranno e rifletteranno sulla commedia e sul messaggio che la commedia può portare alle generazioni attuali e successivamente ci sarà una Lectio Magistralis sulle geometrie dantesche e in serata suoni, parole e musica con musiche appunto di flauto che riprenderanno versi della Divina Commedia. Quindi noi siamo felici di poter portare al territorio e al pubblico vario il messaggio dantesco e infatti per questo abbiamo avuto dei momenti di approfondimento culturale, poi abbiamo utilizzato generi diversi, quindi la mostra e poi anche la recitazione, il cabaret e la musica. Grazie. Prego.